In attesa del Parco del Sile si può realizzare una riserva naturale cittadina nell'isola fluviale di Villa Pendola. Ma intanto l'area è trascurata e la vegetazione subisce interventi deturpanti da parte degli addetti comunali. In attesa del Parco del Sile, realizzare un parco cittadino nell'area di Villa Pendola, nell'isola fluviale esistente nella parte orientale del comune di Treviso, compresa tra il porto di Silea, il mulino Mandelli e la volta di Sant'Antonino. La proposta arriva ancora una volta da Camillo Pavan, consigliere comunale dei Verdi Arcobaleno, che in una interpellanza al sindaco rilancia una proposta già avanzata dalla circoscrizione numero 9 nel 1985 per la salvaguardia di un'area prevista nel progetto di Parco del Sile come zona di riserva naturale. Ma finora gli interventi del comune di Treviso hanno dimostrato assai poco rispetto ecologico. Vedi nei giorni scorsi il passaggio deturpante di una fresa per sfoltire la vegetazione lungo la stradina di accesso. Questo non è un anonimo viale di periferia in cui bisogna far largo alle macchine che hanno sempre fretta. Qui siamo in un'area di grande pregio in cui l'intervento deve essere soft, diciamo, mirato, e eventualmente deve essere dato a una cooperativa se non si hanno uomini sufficienti. Mi rendo conto che l'assessorato ai lavori pubblici è oberato di lavori, però non si può intervenire così con un mezzo meccanico su un'area in cui oltretutto la legge del Parco del Sile vieta drasticamente il taglio degli arbusti e degli alberi. Oltretutto, sottolinea Pavan, la riserva naturale sorgerebbe in una zona con notevoli potenzialità turistiche, facilmente raggiungibile da diverse direzioni. Siamo in una zona strategica alle porte della città, raggiungibile facilmente sia dalla strada iesolana, la strada provinciale iesolana che passa qui in fianco alla chiesa di Sant'Antonino, sia dalla tangenziale, sia anche con il fiume, con le barche. La sua proposta quindi, in attesa del Parco del Sile, un parco cittadino per quest'area? Sì, noi non possiamo aspettare i tempi lunghi, biblici, diciamo così, dell'ente parco che solo adesso in questi giorni sta eleggendo i membri dell'ente. Dobbiamo già da ora intervenire come comune di Treviso, oltretutto con un impegno di spesa molto limitato,